Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti nello spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Sono Jacopo Chessa, il direttore della Veneto Film Commission, ed è un piacere accogliervi a questo panel Professione Showrunner, curato da Good Girls Planet, Valentina Martelli e Cristina Scognamillo. Valentina, Cristina, a voi la parola. Grazie e benvenuti. Benvenuti. Siamo molto felici di essere qui per il secondo anno nello spazio della Regione Veneto, Veneto Film Commission, per iniziare i TTV, che però invece è il quarto anno nella versione losangelina, che sarà poi a novembre. Diventa quindi per noi ormai una, diciamo così, tradizione questo kick-off dalla mostra internazionale di arte cinematografica, e soprattutto quest'anno ci sono tante novità. Le sveleremo un po' durante questa giornata, anzi questa ora che passeremo assieme, ma poi le sveleremo anche a mano nei prossimi giorni. Prima tra tutti il nome di TTV, che quest'anno aggiunge la parola forum a festival e diventa forum e festival. Ma per quelli di voi che ancora non ci conoscono, e spero siano pochi, questo è il nostro video. Ci ravvivo. Ti credi essere chissà chi perché hai studiato, perché scrivi libri, perché mo ti sposano i professori. Sta niente a fare per la mia. Pius XIII was a great pope, but life evolves in spite of us. No, I'm the new pope. Whether the United Kingdom stays or leaves the EU, the effects would be enormous. But we don't fear change. We make it. Prima lavoro, poi moglie, poi figli. Tu sei uno un po' strano, lo sai, però mi piace. Qui sei nato in Italia e hai la cittadinanza italiana? Ho preso a 18 anni. Ha compilato un modulo. A 18 anni l'ha compilato il modulo. Via. Marriage and children are what Rome expects of you. But now I think it'll ask something else. Our family fought to establish the Republic. But now I think we'll have to fight again to keep it. War will come in the end. Cosa facciamo? Noi raccontiamo agli americani il meglio di quello che fa l'Italia dal punto di vista della produzione, della serialità, della televisione, ma non soltanto. Raccontiamo le nostre bellissime location, raccontiamo i brand per cercare di creare questo ponte importante appunto tra l'Italia, l'industria italiana e l'industria americana. Come avete visto, forum e festival, Los Angeles dal 6 al 9, tantissimi le cose, vi dicevo, che lanceremo al festival, al forum avremo dei panel, degli screening, e anche questa è parte di una novità che racconteremo in futuro, panel sulla musica, panel sullo showrunner, come quello che facciamo qui oggi con i nostri mentors.
facciamo televisione, quindi lasciamo sempre le parole ai video, un altro video per raccontare questi 4 anni di ITV. È brevissimo. ITV, un festival che da 3 anni racconta l'audiovisivo italiano al mondo americano, i grandi passi. Il panel dal libro allo schermo. Potendoli vedere nelle proprie case. Quindi Perché io scrivo per Un immagini. libro, un film, una serie. una porta per talenti, idee, ma anche location e brand. This is for you. Yes, that's beautiful. I will keep this. ITV celebrate the Italian audiovisual, promote it, foster it, and we want to increase more and more the collaboration between Italy and the US. And it's also fun. People are having fun. These kind of festivals that put the working minds, the money together to have a real great working collaboration between these two great countries. And right now it's really the opportunity for us to find more and more ways to connect, to find the strengths that we have when we come together. It's great to be just here and celebrate it and just try to make it happen again. Siamo stati abbattuti dai confini, è diventato molto più facile fare prodotti magari italiani che però vanno facilmente all'estero, questo ha consentito una grande libertà. A me a te insieme, non ci ferma nessuno. Questo festival porterà cultura, passione italiana e creatività italiana anche negli Stati Uniti. ITV, il festival della, attenzione, televisione, noi non facciamo film festival, noi facciamo televisione. Allora, un po' buffa alla fine di questo video. Intanto io prima di dire 2 parole su ITV a Venezia volevo presentare i nostri ospiti e intanto ringraziare per essere qui con noi Gaia Tridente, Sonia Roè, ovviamente tutti li conoscete ma io ve li ripresento: Marco Chimez, Antonella Barbieri, Maria Pia Ammirati, Jacopo Chessa, Stefano Ippoliti e ovviamente Valentina Martelli che è la nostra CEO, la mia. Allora, qui a Venezia abbiamo cominciato nel 2020 grazie a una partnership con il Chineo. Ringrazio Rosetta Sannelli, non so se è qui perché ci ha dato un'opportunità di continuare a esistere, perché noi abbiamo cominciato la nostra strada nel 2019 e come tutti sanno poi c'è stata la pandemia, quindi ovviamente a Los Angeles non abbiamo potuto più continuare, ma abbiamo fatto subito uno step qui e poi abbiamo continuato, prima solo con il premio e poi con i panel di approfondimenti sia lo scorso anno che quest'anno. Tutti sapete che si chiama Professione Showrunner questo panel, ma perché? Perché noi con Stefano Ippoliti, che è qui con noi, poi c'è anche Raffaella Conti, abbiamo ideato, organizzato, pensato e attuato lo Showrunner Lab, che è un corso di alta formazione che si tiene in Toscana, anzi a Prato, e abbiamo fatto un primo esperimento che è riuscito molto bene, devo dire, perché i ragazzi sono rimasti molto soddisfatti, per iniziare a far capire che cos'è la figura dello showrunner, così intesa come intesa in America e che in Italia ancora non è così consolidata, ma poi ne parleranno ampiamente chi più di me sa. A questo laboratorio ha fatto parte anche Marco Chimez, che ringrazio ancora una volta, anche Antonella Barbieri è venuta all'inaugurazione e diciamo, essendo andando molto bene, vero Stefania, noi il prossimo anno lo rifaremo.
Prima di lasciare la parola a Valentina per iniziare il panel, chiedo a Stefania di dire 2 parole sul prossimo anno. Grazie a voi per aver condiviso questo progetto, questa ambizione. Tutte le regioni italiane vengono scelte molto come ambientazioni di prodotti seriali, un po' da tutto il mondo, un'importante produzione anche nazionale, l'Associazione dei produttori audiovisivi italiana è formidabile partner o autonomamente produce cose di gran qualità capaci di viaggiare nel mondo. Questa lunga serialità ha bisogno di avere figure ben formate professionalmente che sappiano fare correre questo tipo di produzione che ha delle esigenze specifiche, diverse da quelle consuete. Dunque si sta creando, mettendo a punto una figura che è capace di parlare con i reparti creativi, quindi di occuparsi dei contenuti, ma anche di far sì che vengano realizzati in un modo consono alle aspettative e alle esigenze dell'industria, alle nostre ambizioni di internazionalizzazione. Noi vorremmo che l'Italia, che ha tutto questo successo come ambientazione di questo tipo di produzione, fosse in grado anche di offrire nuove professionalità importanti per rendere le produzioni più fluide e più efficienti. Questa è la nostra ambizione. Ringrazio davvero tutti i meravigliosi partecipanti alla prima edizione che hanno reso questo primo esperimento davvero formidabile, e Jacopo Chessa che ha mandato un po' di giovani veneti a partecipare. Noi pensiamo come Film Commission che alcune attività di formazione così peculiari debbano essere al servizio di tutto il territorio e non essere replicate, quindi c'è uno scambio molto proficuo fra di noi. Grazie. Grazie Stefania. Veramente l'ultima pillola in video per, appunto, come diciamo, facciamo televisione, quindi il video sicuramente parla meglio di tutti noi, per far vedere che cosa è stato questo primo anno di Showrunner Lab con tutti i mentors che sono venuti dagli Stati Uniti, grazie alle grandi relazioni di Valentina Martelli, tutti gli italiani. E niente, quindi saranno venuti almeno 9-12 mentors quest'anno, che in 3 mesi devo dire che sono assolutamente tanti. Grazie, allora via con l'altro video e io mi taccio. Hey, I'm Sean First. I just spent the last few days with the Tuscan Film Commission in Florence, having an incredible experience with the Showrunner Lab that they put together. A Showrunner Lab, the idea of a Showrunner Lab is, I think, ingenious. It's really, going to, I think, in ways become a farm league and a model for other markets to identify, really where the local talent is and the local ambition is, so that they can connect with people who've been doing it for a while, in people who can, share experiences, answer questions, sort of take away the mystery of it, and really, explain it in very practical terms. My name is Chad Kennedy, and I am the Executive Vice President of Development and Production at Magic Quilt Productions. As a guest lecturer during the 2022 session of the Showrunners Lab, I was impressed by the professionalism, organization, and proficiency of the facilitators. Because not only was the administration operating at the top of excellence, but the student selection was also of particular admiration. They were intelligent, talented, and insightful, a fact that was clear even given the language gap, smoothly resolved, by the way, through the employ of amazing interpreters. Credo il merito di questo progetto sia aprire ai giovani. C'è tutta una nuova generazione che cerca sbocchi professionali
nel mondo dell'industria e probabilmente creare una figura del genere aiuta tantissimo. In qualche modo Stefania ha già anticipato la mia domanda, che era tutti qui conoscono, sanno, valutano utile o meno il ruolo dello showrunner, poi ne parliamo, ma appunto la prima domanda era perché le Film Commission possono e ritengono questo ruolo sia fondamentale. Tu hai già risposto. Volevo però coinvolgere Jacopo, che ha fatto delle borse di studio partecipando quindi al progetto, e a te volevo chiedere appunto la stessa cosa. Grazie. Allora, sì, io sull'analisi di Stefania, che è assolutamente corretta e pregnante, devo dire non ho moltissimo da aggiungere, perché effettivamente Showrunner Lab per noi rientra in una serie di azioni sulla formazione meditata e organica, per cui la nostra idea era sì avere, al di là di lavorare sulla promozione delle location, che è il nostro lavoro di tutti i giorni, l'idea è di sviluppare dei talenti locali che lavorino, che sviluppino storie che si svolgono sul territorio. Questo, diciamo che è l'ideale di un percorso di formazione sostenuto dalla Film Commission. Chi fa il nostro lavoro, chi lavora sui territori, deve tener conto di alcune specificità, per cui come dire, ognuno ha un approccio lievemente diverso. Parlo di noi Film Commissioner. Per esempio, nel nostro caso, oltre ad aver sostenuto delle borse di studio, abbiamo creato un link con il premio Un libro, un film, che è stato presentato poco fa nel panel precedente, proprio perché avevamo la sensazione che fossero due percorsi che potevano andare a trovare dei punti in comune, e così è stato in effetti. La cosa si è sviluppata. Abbiamo ospitato uno showrunner anche in Veneto, un showrunner venuto in occasione di una sua masterclass, Sean First. Allora, anche questo rientra in una forma di collaborazione sia con Stefania sia con Valentina e Cristina. Quindi, al di là del domandarsi quanto bisogno ci sia di showrunner, che cosa fanno gli showrunner. L'anno scorso c'è stato un bellissimo panel che era ricordato in un video visto poco fa, in cui un signor, posso dire il nome? Neil Sarkman ha detto che non esistono showrunner in Italia. E però questo lo so, se ne parlerà, perché se ne parla sempre quando si parla di showrunner. Però era provocatorio ovviamente, però è molto interessante anche questo, e anche come sta cambiando il mercato, come sta cambiando il modo di scrivere. Quindi la cosa, ecco, concludo, per noi è anche molto interessante di questo lavoro che fate e di questo percorso che vogliamo continuare a fare con voi, è che qual è il rischio per un territorio come il nostro? Che sia un'offerta troppo alta. Cioè, il problema è questo: i nomi sono nomi affermatissimi, grandi, di altissimo livello. È difficile trovare il modo, e voi ci riuscite, secondo me, di offrire a chi magari fino al giorno prima non sapeva cosa fosse uno showrunner una formazione che gli vada loro incontro. Ecco, questa è la cosa, secondo me, più critica, a cui voi date una risposta, secondo me, e quindi appunto non può che crescere questo progetto. Grazie. Effettivamente la parola showrunner, che si traduce proprio letteralmente la persona che fa correre, che fa andare avanti lo show, è un ruolo molto conosciuto negli Stati Uniti, meno conosciuto in Italia. Diciamo, a larghe linee si potrebbe dire lo showrunner sta alle serie televisive, come il regista potremmo dire sta ai film, ma anche qui si apre tutto un territorio di dialogo. Però adesso, iniziando da Maria Pia e poi a seguire, vorrei chiedervi questa cosa. Esiste lo showrunner, appunto l'ha detto Jacopo, esiste lo showrunner in Italia? Se sì, ad esempio, Un posto al sole, 2016, avete un produttore esecutivo che da tanti anni segue il progetto, è uno showrunner. Come può cambiare? La vedete applicata nelle vostre varie professionalità questa figura? Grazie a tutte, buonasera a tutte voi e a tutti voi. Allora, grazie per il secondo anno. Anche l'anno scorso abbiamo fatto una bella discussione su che cos'è la scrittura, e quindi una parte, diciamo, per il tutto. Oggi lo showrunner dovrebbe legare tutte queste parti. Come tutti, diciamo, i ruoli, in questo caso antinomici, cioè questo è un ruolo che noi dovremmo aver importato dagli Stati Uniti. Io banalmente rintraccio la possibilità di questo ruolo addirittura dall'inizio, diciamo, dal cinema. Cioè dal cinema noi ci portiamo dietro
dal cinema, voglio dire dal cinema storico, quindi dal cinema già degli anni 50, se vogliamo parlare in Italia, di persone, di personaggi, di ruoli che riuscivano a mettere insieme appunto due cose completamente diverse, e cioè la capacità di leggere una sceneggiatura, di controllarla, quindi la scrittura, la parte creativa, e poi la capacità organizzativa, che è una cosa diversa, manageriale, diciamo, oggi si direbbe manageriale, una volta no, e quella capacità che mette su anche gli economics, cioè che mette dentro e fa coincidere la creazione anche con la possibilità che questa creazione abbia dei budget, abbia dei soldi, siano coerenti a quello che vai a girare. Quindi una, diciamo, figura molto complessa, molto completa, molto difficile in realtà, e qui probabilmente sta il problema, però poi voglio sentire anche le colleghe e i colleghi per capire cosa ne pensano, molto difficile da trovare, perché fate bene voi a formarli, ma uno showrunner, così come appunto noi lo importiamo in questo momento, ma insomma in qualche maniera, adesso tu mi parlavi di Un posto al sole, ma io penso per esempio a Corbucci, a Claudio, che ha fatto per noi Non uccidere e ha fatto lo showrunner. Cioè ha fatto quel ruolo, non è che cioè l'abbiamo istituito come ruolo e l'ha fatto. O penso addirittura, ma per dire, proprio per legare questo discorso anche al cinema degli albori o al cinema che è stato importante per noi negli anni 50 e 60, a Bellocchio con Esterno Notte, quando mi riferisco a quello che facciamo noi, e cioè a un personaggio centrale, in questo caso il regista, l'autore, scrittore, perché è anche lo sceneggiatore, che controlla la scrittura in tutte le sue fasi di sviluppo, cioè dall'inizio alla fine, con tutte le note, con tutte le revisioni, e poi però controlla anche il budget, cioè controlla quella che è la fase sostanziale, come possiamo dire l'osso, no? Tu hai una struttura che è appunto ossa, e poi ci mettono, non vorrei parlare di questa cosa con i cannibali che girano in questo, però scusate, insomma, mi è venuto naturale pensare, evidentemente sono rimasta turbata, si vede, no? Non so voi, ma io fortemente turbata da una serie, anche perché non è il primo che vedo, cioè Cannes ha aperto per esempio anche lì con dei cannibali, diciamo, quindi c'è qualcosa nell'aria che gira. Voglio dire che intorno all'osso c'è anche la ciccia, e quindi è una figura importante che però ha bisogno di essere fortemente formata. O ce l'hai talentuosa, cioè hai un talento, ma deve essere un talento ricco, è un talento ricco e difficile da trovare, ricco voglio dire ricco di sfaccettature, di capacità di fare tante cose, oppure lo devi andare a formare. Quindi ti ho risposto. Hartman ha detto che non c'erano, io ti dico che ci sono, che è difficile da formare, che è difficile da trovare, un personaggio così complesso, una personaggia anche, una donna, per ora sono tutti uomini. Mi chiedo perché invece le donne hanno questa capacità di essere molto sfaccettate. Oggi per fortuna capiscono pure di numeri, una volta si diceva di no, una volta invece per fortuna le donne sono brave anche sulla parte economica e sulla parte organizzativa, perché il più delle volte la parte organizzativa è delegata agli uomini. Quindi, avendo oggi noi tutte queste capacità per metterle insieme in un'unica persona, vi direi che questa antinomia, questa scissione può essere ricomposta. Ma pensiamo anche a Cotroneo, adesso mi fai venire in mente quanti possono essere, tanti appunto, ancora ripeto, maschili, ma mi auguro che una donna si faccia avanti, che riescono per il loro talento e l'esperienza, probabilmente l'esperienza non guasta, a mettere insieme tutte queste cose. Poi Marco ti dirà che ci sono molte studentesse donne Bene, lo può testimoniare. Dal punto di vista dell'associazione, appunto, come dell'associazione produttori, questo ruolo? Allora, io ho intervistato un po' di produttori per sapere rispondere a questa domanda, e quello che ho appreso è quello che stava praticamente dicendo lei, cioè ci sono delle persone che hanno la capacità poi alla fine di fare lo showrunner, che quindi non sono chiamate showrunner perché la figura non esiste in Italia, questa è la risposta, esiste lo showrunner. Ci sono delle persone che hanno delle capacità personali, particolari, un'attitudine, una capacità di relazionarsi, come dicevate voi, con gli autori, con il budget, pianificazione finanziaria, eccetera.
Però è importante capire che questo è un ruolo, per esempio, negli Stati Uniti e che quindi ha delle caratteristiche, e lo sforzo che possiamo fare è provare a insegnare quello, diciamo, che gli americani sono bravi a fare, è proprio mettere a terra, fare le procedure, i famosi bullet point che chiedono sempre, mi fa il riepilogo, eccetera, come funziona, come si fa, e magari insomma provare a formare delle nuove leve che abbiano questa non solo come un'attitudine personale, ma anche con degli strumenti che possano far fruttare, diciamo, l'esperienza, che in questo caso nasce dall'America, ma nasce da un sistema industriale che è completamente diverso per l'audiovisivo. Quindi al solito è una cosa che ho detto anche in inaugurazione l'altra volta, quello che uscirà fuori sarà comunque uno showrunner, o come lo vorremmo chiamare magari in italiano, non lo so, magari esiste già. Questo forse ce lo può dire più Marco, qualcuno che fa questo lavoro e viene chiamato produttore creativo. Si tratta, la cosa importante, personalmente l'ho sempre ritenuta, credo che sia comunque un valore anche per gli associati, è confrontarsi, scambiare modalità di lavoro per migliorare dove è possibile, magari insegnare anche noi qualcosa a chi viene a dirci come funziona lo showrunner, perché la maggior parte delle volte sono cose che già sono state fatte, che in Italia si fanno perché appunto ci sono delle personalità che le fanno senza etichettarsi, tra virgolette, mentre invece magari creare, proprio istituzionalizzare, creare una procedura, un corso di formazione, penso possa aiutare a crescere in ogni caso in una via o nell'altra, in quella che sarà la via italiana dello showrunner. Marco, e allo stesso tempo Sonia, visto che poi parliamo di una serie che ha fatto la differenza, che è Gomorra, nel mercato internazionale. Gomorra ha uno showrunner, presumo, anzi so che ce l'ha, ma soprattutto come ci si rapporta, e questa è la mia domanda anche per te da produttore, poi con le coproduzioni internazionali, quindi questo ruolo dello showrunner. Esiste, non esiste, e come poi si rapporta internazionalmente? Rispondo io. Ma senti, innanzitutto grazie di avermi invitato, grazie ancora di avermi invitato al seminario con ragazzi molto interessati. No, secondo me ha ragione Nils, cioè lo showrunner non esiste, e adesso diciamo cerco di articolare meglio quella che non era proprio una provocazione, cioè perché lo showrunner, se dobbiamo usare la parola nel suo, nella maniera appropriata, e visto che è una parola americana, inglese, che viene dall'America, dobbiamo pensare a che cosa significa lì, come lo diceva, una persona che runs the show, ma in America è una persona che è normalmente l'ideatore della serie, lo sceneggiatore principale, il creatore, che poi segue, non solo scrive il soggetto, scrive la prima puntata, e in base a questa cosa si può fregiare, secondo i dettami della WGA, del credito di creatore, che altrimenti gli è impedito, ma viene poi considerato lo showrunner. Perché? Perché svolge anche un'attività da produttore creativo durante la lavorazione. Quella cosa lì esiste in America perché, come è stato detto giustamente, è un sistema industriale diverso, dove ci sono molti più soldi, e quindi ci si permette di prendere uno sceneggiatore che poi diventa produttore creativo, pagandolo tanto, bloccandolo in esclusiva per mesi, se non addirittura anni, con un intervento molto forte dell'apparato produttivo editoriale del network, che è il suo, diciamo, contraltare. In Italia la situazione è diversa. Innanzitutto non ci sono, per la nostra tradizionale aristotelica divisione tra lo spirito e la materia, chi studia cinema non studia la sozzura della produzione fisica. E quindi noi abbiamo spesso e volentieri sceneggiatori brillantissimi che però non sono stati formati alla produzione fisica. E tu non puoi essere showrunner nell'accezione americana se non hai una competenza su entrambi questi aspetti.
Noi abbiamo parlato anche con showrunner che ci dicevano che loro stessi, quando poi vengono lanciati dalla writer's room sul set, le prime volte sono i primi anni in grande imbarazzo, perché tutti gli chiedono di prendere delle scelte e in alcuni casi loro non hanno l'esperienza, ma un'infarinatura universitaria su che cosa è un set e come funziona la macchina produttiva ce l'hanno. Da noi, ahimè, no, e lo sanno anche loro. E io sono contentissimo se sceneggiatori cercano di fare un percorso di approfondimento di physical production e magari persone di physical production o produttori fanno un percorso di approfondimento sulla parte creativa. Allora che cos'è lo showrunner? Lo showrunner è quello che disse un responsabile di una streamer, diciamo, lui disse praticamente in maniera molto pragmatica: a me non mi importa niente che lo showrunner è la persona che io posso chiamare nel mezzo della notte, non so perché nel mezzo della notte, ma era per aggiungere l'idea drama, piace. se c'è qualcosa che va male mi sa dire che cosa succede. È anche quello che licenzia poi lo showrunner, vero? O viene licenziato. Allora che succede? Succede che nel film le figure di riferimento erano tipicamente il regista, perché una volta che il produttore gli ha messo in mano tutto, cioè lui in mano il timone e ha tutta la visione artistica, sebbene non necessariamente produttiva, tantomeno finanziaria, però ha in mente tutta l'evoluzione della storia. In una serie televisiva non può essere, molto difficilmente può essere il regista, al di là delle competenze soggettive, ma perché magari il regista fa le prime 2 puntate di una serie di 10 e quindi non sa cosa succede. Non ce l'ha lo sceneggiatore perché non è pagato per fare quello e al di là della sua volontà soggettiva non può stare sul set tutto il tempo perché magari ha altri progetti in concorrenza, e quindi chi è? È il produttore. Io mi rendo conto che questa cosa sgonfia un pochino un pallone affascinante di questo showrunner, questa specie di figura mitologica, metà sceneggiatura e metà... Però lo showrunner è il produttore. Allora, però anche lì, giusto che questa conversazione non è accademica, ma è molto interessante, cos'è il produttore? Il produttore può essere, in un'accezione diciamo più artigianale, una persona alla Leonardo da Vinci che sa fare tutto, cioè conosce la parte creativa, interloquisce con i talenti, ma anche veniva definito dall'Economist il suit and ponytail, cioè l'abito per andare a parlare con i banchieri, con i finanziatori, ma anche la coda di cavallo per parlare con i talenti, una figura di mezzo che sa fare tutto. Ma nell'articolazione di una serie televisiva, che è complicata, è un animale complicato da gestire, costoso, che porta via tempo, questa cosa non succede. Quindi cosa succede? Succede che questo ruolo si frammenta nelle varie e si articola nelle varie figure professionali che esistono dentro una società produttiva, che sono un produttore principale, che è quello che ha la visione, e questa visione gli viene poi esplicitata dallo sceneggiatore, e tutti i delegati di produzione, il produttore creativo, che sono quelli che poi nessuno di loro però ha tutto sotto controllo, perché può darsi che l'interlocuzione con il committente non sarà mai semplicemente solamente creativa, ma sarà creativa con implicazioni economiche. Quindi la vostra iniziativa di formare showrunner è benemerita, però io direi, invece di showrunner lo chiamerei, se vogliamo usare una parola inglese, un production executive, un delegato di produzione. È molto meno affascinante di showrunner, non è che non me ne renda conto, ma la verità è questa. Detto questo, negli Stati Uniti uno showrunner, un esempio è proprio la serie The Walking Dead, Shaun First, che abbiamo visto qui. Quella serie ha avuto in 9 stagioni 4 showrunner, perché gli showrunner naturalmente non sono sempre nella writing room, nella sala, nella stanza della scrittura, però ovviamente hanno anche quel controllo, quindi è una... Ma l'America è un posto diverso, dove ci sono delle professionalità eccezionali che in alcuni casi possono essere degli sceneggiatori o degli ex sceneggiatori, e che vengono bloccati con remunerazioni molto significative che stanno proporzionali all'investimento. In Italia questa cosa qua non c'è.
Cioè, in questo senso quello che diceva Nils è corretto, cioè non c'è lo showrunner se pensiamo allo showrunner come lo pensiamo in America. E invece esistono produzioni, e in Italia ce ne sono varie ormai, che sono articolate e che al loro interno hanno varie figure professionali, di cui c'è tantissimo bisogno. E peraltro una ulteriore complicatezza del ruolo è l'interlocuzione col committente, che è, adesso qui sembra che io faccio cattazio benevolenze, qui abbiamo 2 esempi di committente maturo e, non vorrei dire benevolente, no, però rispettoso. No? E che quindi tratta il produttore come un interlocutore che non è passato lì per caso, a cui danno una prebenda, ma in cui c'è una vera collaborazione creativa. Ci sono invece, con tutte diciamo, le nuove entità, executive di queste nuove entità che invece non hanno lo stesso spessore, e per chi gestisce diciamo, la produzione sul terreno, avere alcune volte un'interlocuzione così complessa è difficile, e non è detto che la persona che ha magari un eccellente intuito creativo o la persona che ha il controllo economico della serie o controllo della produzione fisica abbia anche le abilità soggettive, negoziali, relazionali per gestire un rapporto molto complicato, come quello con l'interlocutore diciamo presente e qualcosa di più. Quindi tutto bene, però penso che sia importante, come al solito, magari uno può le cose riassumere con degli slogan, però per noi che lavoriamo nel settore essere consapevoli come al solito della complessità delle cose e della necessità di articolare gli slogan in concetti veri e ancorati alla realtà. Detto questo, di nuovo, formazione di figure professionali è molto importante, perché tutte le società di produzione a tutte le società di produzione servono. E che succede? Che in maniera particolare le streamers pescano dalle società di produzione, che poi dopo si rivoltano e pescano e se le rubano tra di loro, è tutta una circolazione con inflazione di prezzi, eccetera. Quindi che arrivi nuova linfa ben formata è fondamentale. Ecco. Sonia, sei d'accordo con Marco, con Nils? Vabbè, parlare dopo Marco già diventa complesso, perché è stato... No, allora, non è questione essere d'accordo. Diciamo che ovviamente io lavoro con Nils Hartmann e sono nel mondo Sky Studios da oltre 15 anni per Sky, quindi hai visto l'evoluzione. Diciamo, esatto, nel senso, quindi siamo molto allineati rispetto a quello che è, perché lavoriamo sugli stessi progetti, abbiamo lavorato con tantissimi produttori, ed è appunto il nostro successo più grande, quello che ci ha comunque lanciato e con cui abbiamo lavorato, diciamo, come abbiamo lavorato bene, ma che aveva anche dei precedenti, viene da Catleya, quindi con loro c'è assolutamente una grande affinità. Credo che il problema l'ha sintetizzato veramente in quei 5 minuti Marco egregiamente. Sempre di più ti trovi di fronte a dover, diciamo, discutere, soprattutto all'inizio, quando attivi delle produzioni su la definizione showrunner, sul fatto che c'è sempre chi vuole essere lo showrunner di quella specifica serie. Non è così, diciamo che spesso quando discuti, quando cerchi di affrontare le problematiche, il perché tu reputi che probabilmente quella persona o quel determinato ruolo ancora non è formato in Italia, ti trovi sempre di fronte a dei muri, perché sembra molto bello importare quello che arriva dall'estero e farlo tuo. Io recentemente, come Marco, come tanti, siamo stati chiamati, ci sono molti corsi che sono nati appunto a creare queste nuove figure, ed è vero che il produttore delegato è, secondo me, l'entry level per diventare uno showrunner. Un vero produttore delegato è colui che conosce la materia produttiva e conosce e sa leggere delle sceneggiature, fare delle note, andare a fondo. Quello è un primo entry level per poi crescere, poi forse magari in futuro avere, diciamo, essere forgiato come showrunner. C'è anche da dire che viviamo in un mondo che ha un business diverso, appunto, senza scendere proprio
diciamo in un panel di business, però quello che inizialmente ha giustamente detto Marco è che la realtà statunitense è totalmente diversa dalla nostra, ma anche semplicemente il diritto d'autore, tutto quello che compete, no? Giustamente all'ambito della serialità, e quindi è difficile traslare, prendere un ruolo, portarlo in Italia e dire si fa nello stesso modo, perché non è possibile, ma è esattamente come se in Italia volessimo esportare in America il nostro metodo, probabilmente da loro non funzionerebbe. Quindi credo che ci sia del bene in assoluto nel diciamo, cercare di portare, di formare degli showrunner. Continuo a credere, ad oggi le esperienze maggiori che ho avuto, noi abbiamo delle produzioni in cui abbiamo avuto degli showrunner, spesso e volentieri sono stati appunto grandi autori come Nicolò Maniti, che poi si è prestato, diciamo, a diventare regista, e ora, pensando, quando tu parlavi prima di donne, pensavo comunque a Valeria Golino, con cui noi adesso stiamo scrivendo L'arte della gioia, e in qualche modo lei è lo showrunner della serie ed assolutamente è una delle prime diciamo, figure con cui io mi rapporto anche nella fase di sviluppo e dove affronto argomenti di budget, quindi in maniera molto concreta, quindi è una persona che veramente li studia, ma sicuramente lei ha a fianco Viola Prestieri come produttrice, ha a fianco un team che ad oggi comunque ha forte supporto del suo ruolo di showrunner, che è più un ruolo di supervisione creativa 360, perché ha scritto la sceneggiatura, dirigerà la serie, sarà sul set tutti i giorni, fa tutti i provini, cioè è veramente a 360. Però giustamente è altrettanto a 360 e così intelligente in un mondo che stiamo, diciamo, sperimentando, in cui stiamo crescendo, da avere una grande produttrice a fianco che comunque l'aiuta e la supporta nelle scelte anche difficili di budget, perché poi è molto bello parlare di serie, ma spesso e volentieri la parte più brutta del produttore è quella che ci tocca, è quando devi fare i conti col budget che hai a disposizione e con i sacrifici e i tagli che devi fare rispetto a una serie che tu vorresti fare in un certo modo. Tu hai l'alto production value, vuoi dare il meglio al tuo spettatore, però dall'altra parte hai dei budget con cui confrontarti, perché comunque quello è quello che tira avanti, no? la produttività. Quindi il saper avere un dialogo molto aperto, ed è lì la forza dello showrunner, è fondamentale per realizzare una buona produzione. Spesso e volentieri, in generale, senza fare in questo caso nomi, ma parlare di figure come gli scrittori, come gli autori, come i registi che hanno a cuore la parte creativa, riescono difficilmente a scendere a patti con i sacrifici che vanno fatti per portare avanti una produzione. Quindi concordo, il ruolo dello showrunner per come nasce in America, in Italia ancora non esiste, e non credo neanche che forse esisterà, e non può esistere con lo stesso significato, ma può assolutamente esistere una figura traslata che comunque all'interno di un team abbia una supervisione a 360 e faccia da collante, soprattutto per le stagioni successive, perché è vero che le serie possono variare lo showrunner, però lo showrunner è quello che ti garantisce anche di non tradire il tuo spettatore da una stagione all'altra, di non tradire, di non cambiare, di dare una sorta di, diciamo, etica alla tua serie che tu poi porti avanti anno su anno, perché altrimenti puoi creare un benissimo progetto e l'anno dopo, la stagione successiva, in qualche modo tradirlo. Quello è quello che non deve succedere alla fin fine in una serialità. Quindi, ahimè, sono un po', diciamo, allineata. Ma è giusto, le conversazioni sono fatte per questo, no? Ed anche per capire per noi, per poter poi strutturare il prossimo anno il corso, la formazione in maniera tale che rispondiamo anche a queste esigenze. Parliamo, ovviamente, adesso c'è il MIA in arrivo, ci sarà attenzione alla figura dello showrunner? Ma l'attenzione alla figura dello showrunner sicuramente c'è, perché c'è sempre stata il MIA, insomma, anche con Marco, con Sonia, negli anni abbiamo visto presenti molti showrunner americani e molti produttori americani, tra cui Sean First, che ci tengo a dire non è lo showrunner di The Walking Dead, ma è il produttore della serie, quindi c'è un ruolo ben diverso anche ovviamente nell'industria americana. Come Marco diceva, il credito è fondamentale perché è sempre legato a un impatto economico notevole che entra poi nel budget di una produzione, quindi nel momento in cui avere un credito da creators ti permette di accedere a degli ulteriori crediti da executive producer che ulteriormente aggiungono budget su budget, costi ulteriori e quindi in certo senso
È bellissima l'idea di fondo, no? Di immaginare che in una industria italiana, una versione aumentata, così, tanto per dirci qualcosa sul futuro, possa prevedere magari un'industrializzazione maggiore che magari apra alla figura dello showrunner, però concordo con loro che effettivamente in Italia questo è delegato al produttore, cioè in capo veramente al produttore, e quindi secondo me va rispettato moltissimo questo, cioè, anzi va quasi incoraggiata il fatto di lavorare sulle figure di produttori esecutivi, e intendo esecutivi nel senso di produttori creativi che prendano quindi a cuore un progetto dall'inizio fino alla fine della produzione, e di produttori delegati che seguono il set, quindi non perché sia svalutare in alcun modo la figura del produttore rispetto a uno showrunner, sono semplicemente dei meccanismi completamente diversi e c'è una legislatura completamente diversa, e quindi questo chiaramente ha un impatto sul sistema che deve portare tutti, no, a fare una riflessione su questo. Anche in un certo senso, secondo me, gli showrunner veri non sono showrunner che hanno studiato in una scuola da showrunner, ma sono persone che hanno lavorato nell'industria per tanti anni, si sono formati su set, hanno fatto molta esperienza, e a un certo punto della loro carriera, come Marco diceva giustamente, dicono vabbè, ok, il network gli dice ok, tu sei lo showrunner di questa serie, ma perché magari sono loro che hanno avuto l'idea, sono loro che hanno portato un progetto, e quindi gli affidano questa responsabilità enorme che li porta via dalla disponibilità altrui per anni. Quindi questo anche è un dato importantissimo, perché significa fare una scelta ben precisa. Per quello che lo showrunner è così investito in una responsabilità enorme, perché è come dire, quello è tuo figlio, insomma, te lo devi curare in tutto e per tutto. Ecco, allora ci sono altri 2 microfoni lì. No, solo una cosa così al volo, scusa se interrompo il flusso, ma penso importante ciclicamente da parte dei committenti, sia a livello cinematografico, i distributori, hanno sempre avuto momenti in cui hanno detto io voglio fare il film o la serie con quel regista o con... Allora c'è il produttore che dice ok, no, tu chi sei? Sei un inutile intermediario tra noi che siamo il distributore e finanziatore, e quindi siamo il pubblico, e il talento. Allora, ripeto, qua adesso non di nuovo per captazio benevolenze, ma questa cosa non succede con le committenti qui che fanno parte del panel, perché hanno l'esperienza e le hanno viste di tutti i colori. Ma penso che sia importante utilizzare la terminologia giusta anche per non, continuare a propagare l'idea che ci sia però una figura risolutiva nella gestione delle serie che non è il produttore ma è lo showrunner, e quindi quando il produttore dice vabbè ma l'ho sempre fatto io questo lavoro insieme, la nostra squadra, tu dicevi di Gomorra, uno showrunner, la persona che si avvicina più allo showrunner è la mia socia Gina Gardini, che però non ha mai detto io sono lo showrunner, io sono la produttrice creativa che poi lavora con Riccardo Tozzi, lavora con noi altri per tutto quello che riguarda l'imbullonamento economico, eccetera. Allora, pensare come se questo rientra un po' nel trend di questo specie di fiume carsico che ogni tanto riaffiora e poi si inabissa di nuovo, della cosa di dire vabbè ma il produttore è inutile, è un intermediatore, è un'intermediazione inutile, costosa, che non risolve i problemi, anzi li crea perché fa costare tutto di più, e che invece che bellezza lavorare direttamente col talento, e c'è questo tramite dello showrunner che è una figura che noi assumiamo e che ci risolve tutti i problemi. Nella verità della realtà italiana, ahimè, non è così. Forse un domani, però dubito, perché il mercato ha degli economics che non reggono quella cosa lì. Anche se tu vai nei migliori sceneggiatori italiani, il problema che tu oggi hai come committente è che non sai veramente quando sono disponibili.
che ti dica il loro agente. Perché? Perché magari hanno un ménage familiare di un certo livello che gli impone di prendere in concorrenza 3-4 progetti. Quindi l'idea di averli poi dopo sul set per tutto un anno non esiste. Maria Pia, per te la RAI è produttore, committente e broadcaster allo stesso tempo, quindi questo ruolo come vive eventualmente questa figura? Allora, intanto Rai Fiction è un produttore, nel caso diciamo di specie con i produttori diventiamo coproduttori, per questo poi quando Marco dice che c'è anche un rispetto diciamo delle parti, parla di coproduzione sostanzialmente, cioè insieme sviluppiamo, cominciamo dall'inizio, sviluppiamo e poi produciamo insieme i progetti e la serialità o i film, insomma quello che è, o i docufilm, perché poi noi abbiamo un ampio spettro diciamo di formati. Ma a me sembra di capire che oggi noi stiamo parlando intanto di una figura che, ripeto, in qualche maniera noi abbiamo sempre visto all'attivo, però sono rare, pochissime. Adesso mi fa piacere che ci sia Valeria Agolino, anzi appunto ho chiamato la donna, ce l'abbiamo, vedi, mi mancava questo tassello. E fatto salvo il principio che noi non siamo in industria come l'industria americana, questo diciamo è scontato, però vorrei anche dire che noi siamo un'industria, perché questo è importante, salvaguardare, non siamo un artigianato, noi non facciamo artigianato, e il fatto che tutte le piattaforme diciamo digitali siano in Italia vuol dire che noi siamo finalmente anche adulti da questo punto di vista. Quindi si tratta di dire quali sono i nomi che diamo alle cose, ancora una volta. Che nome diamo alle cose? Produttore esecutivo, va benissimo. Un produttore creativo, sono due figure diverse. Come le sommiamo insieme queste? Sono d'accordo sul fatto che tu non trovi la persona che ti risolve il problema, ma credo che non succeda nemmeno negli Stati Uniti, tant'è che poi appunto capita che nelle serie ne saltino 2 o 3 di showrunner proprio perché non c'è la stessa idea dall'inizio alla fine. È una cosa, non è come dire mi serve uno scrittore, non mi serve uno sceneggiatore che sappia fare la commedia, non so come, cioè ci serve oggi uno sceneggiatore che scriva bene dialoghi di commedia. Ci mettiamo sul mercato, ce ne sono pochi, anche lì però li troviamo. Non ci mettiamo oggi sul mercato a dire troviamo uno showrunner che comunque non esiste, ma nemmeno un produttore esecutivo. Cioè è complicato trovare anche un produttore esecutivo molto bravo. Io per esempio non vorrei istituirla questa figura, quindi benissimo la formazione, ma non basta, forse questo è una delusione, cioè una doccia fredda, nel senso che nel ruolo questo ruolo così complicato che trasferiamo dagli Stati Uniti con questo nome difficile perché è difficile da comporre la corsa con lo show in Italia, è un po' una roba un po' paradossale, perché cioè soprattutto se mi metto nei panni del broadcaster, no? Perché non si corre, anche se volessimo farlo, se vogliamo farlo, abbiamo 1000 difficoltà a farlo. Quindi forse dobbiamo trovare qualche grande risolutore. Ecco, lì mi piacerebbe giocare una partita anche con i colleghi, troviamo dei grandi risolutori che ci servono. Ecco, la cosa interessante, ad esempio, Chuck Kennedy, che era uno dei partecipanti quest'anno allo showrunner, era il vicepresidente di CW ed è uscito e ha creato una società assieme a altri 4 showrunner proprio legata a questa realtà. Quindi ritorno purtroppo all'America, perché l'America quando poi arriva a produrre, a coprodurre, magari ci fa questa richiesta. Quindi qual è la risposta? Cioè cosa si risponde a una produzione americana che dice io vengo qui, però mi interessa avere uno showrunner italiano? Ma glielo troviamo, dai, non è questo il problema. Venite da noi, venite da noi, no? Vai a Prato, fai testa una bella etichetta showrunner a un bravo produttore, una brava produttrice, hai risolto il problema. Ecco, forse è I talenti ce ne sono tanti. Gli italiani sono talentuosi, scusate, lo dico, sono talentuosi, creativi, inventivi e non gli manca la parte organizzativa, di controllo, quindi quelle 2
appunto con le due parti che sarebbero quelle poi, diciamo, che si guardano anche in cagnesco, cioè io ho i soldi e l'altro che dice no, io so scrivere. Per fortuna qualche volta si ricompongono, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi, secondo me. Secondo voi, chiedo una risposta veloce a tutti quanti perché poi ci vuole un'altra cosa di qua, ma ti dobbiamo premiare e quindi abbiamo già detto a chi daremo il nostro ITTV Award quest'anno. Può esistere una, diciamo così, serialità industriale in Italia? E qual è la figura in questo caso che può aiutare? Non può esistere, esiste una serialità industriale in Italia, le imprese italiane stanno crescendo, sono capacissime di fare, insomma lo dimostrano anche i filmati, ma non solo quello che avete mostrato, insomma ci sono tantissimi esempi di serialità italiana di successo, fatta bene, evidentemente con degli showrunner che non ce l'hanno come titolo, però, però esistono, quindi la domanda è, non solo può esistere, ma esiste già, può crescere e deve crescere, siamo tutti quanti pronti a sostenerlo, ognuno nel suo ruolo, e quindi sì. No, totalmente d'accordo, però ritornando al discorso della formazione dei giovani executive, sono d'accordo, cioè non è che fai un corso e poi... però è un corso ti comincia a far capire come gira un pochino l'industria e poi devi cominciare a entrare, e non è che il tuo primo ruolo sarà showrunner o junior showrunner, ammesso, ma mini showrunner, però sarà come, non lo so, a Cattleya e immagino in tutte le società più strutturate. È un praticantato, diciamo, ognuno assolutamente, come la bottega degli artisti rinascimentali, inizi mescolando i colori e poi piano piano fai sempre di più, ed è una cosa, un percorso che prende tanti anni, però la formazione di queste di queste risorse deve essere senz'altro fatta da corsi privati, pubblici e inserimento nelle aziende. Questo è fondamentale. Il fatto che noi abbiamo una televisione industriale, cosa che non abbiamo avuto per tanti anni e forse non abbiamo ancora nel cinema, è legato all'esistenza di committenti, coproduttori industriali, cioè che non è che fanno serie televisive casualmente, ma fanno centinaia di ore ogni anno e sanno individuare i talenti, i produttori, non showrunner, e guidarli in un percorso di incontro con il pubblico. Quindi no, non direi che non abbiamo un assetto industriale, ce l'abbiamo, che vada poi migliorato, arricchito, nuove risorse, senz'altro, però non stiamo messi male. Giusto per stringere, concordo su tutto, credo che però la nostra forza sia proprio il fatto che siamo un'industria tailor made. Io questo comunque ci tengo a dirlo, cioè il fatto di lavorare, o meglio, credo che quello che faccia la differenza rispetto sicuramente al mondo americano e anche al budget americani che sono disponibili è che noi in Italia abbiamo grandi professionalità, come diceva giustamente prima Maria Pia, e abbiamo soprattutto la capacità di lavorare su più progetti contestualmente, di fare dei progetti che siano cuciti addosso al pubblico. Quindi è più facile che probabilmente avendo meno risorse vai mirato e cerchi di dare esattamente al tuo pubblico quello di cui hanno necessità. Io sono contenta di lavorare ancora in maniera molto certosina sui progetti e di non mandare, diciamo, molti progetti alla maniera americana avanti, no? Come dei caterpillar, ma piuttosto di fermarmi, di ricominciare, dove a volte ci è capitato di stoppare, di tornare indietro. È un effort, è una spesa economica, è un rischio, però alla fin fine sai che quando esce un prodotto, quello io intendo per tailor made, che rimane un'industria, rimane assolutamente un'industria, però è fatta con tutti i crismi. Cioè, questa è una cosa che rivendico e di cui sono molto contenta, e penso che come italiani, per le professionalità che poi esportiamo in tutto il mondo, sia abbastanza palese che è la scuola che noi facciamo ai nostri professionisti.
Sì, aggiungo solo una parola perché credo che il MIA testimoni veramente che l'industria italiana è un'industria vera ed è sotto l'attenzione di tutto il mondo, perché la mia percezione negli ultimi anni, lavorando soprattutto sull'industria della serialità, è stata proprio quella di captare un interesse sempre crescente rispetto soprattutto al mercato statunitense, che sta veramente con gli occhi puntati sull'Italia e non solo più sulla produzione ma anche sulla creatività, quindi sulle IP. Quindi adesso veramente, e questo testimonia il fatto che comunque il livello della produzione industriale, in questo caso italiana, è talmente alto e lo è da diversi anni ormai, non è una cosa recente, che diciamo non si può, cioè si lavora tutti sullo stesso livello. E il paese italiano è un paese piccolo che però è capace creativamente e produttivamente veramente di avere dei gioielli, a parte alcuni avete fatti vedere, altri no, ma insomma, e credo che il MIA serva proprio a questo, è lo strumento fondamentalmente dell'industria di avvicinamento al mercato internazionale e allo stesso tempo è la vetrina attraverso cui il mercato internazionale entra ancora maggiormente dentro l'Italia. Quindi insomma in questo siamo felici di contribuire insomma da 8 anni ormai a questo. Io ringrazierei tutti i nostri panelist. Come vedete l'argomento dello showrunner scatena diversi punti di vista, è una conversazione che noi porteremo avanti a Los Angeles, quindi spero che i nostri panelist poi ci raggiungano a Los Angeles e poi ovviamente l'anno prossimo con lo Showrunner Lab. È arrivato il momento della premiazione, noi ogni anno diamo un premio qui a Los Angeles per chi per noi è a Venezia, scusate, io ogni tanto mi perdo su Los Angeles, ma io sono a Venezia e poi anche a Los Angeles. Questo è un premio generalmente simbolico perché per noi è importante premiare una persona che rappresenta continuamente questo ponte con il suo lavoro, questo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, e quest'anno per noi è Maria Pia Ammirati. Io ora sono senza occhiali, ma va bene. Cos'è che leggiamo? Sì, io non posso leggere perché La leggiamo io. La leggo io, dai. La leggi. Leggila. Leggo io? Ah, va bene. Giornalista e scrittrice, da anni si occupa di televisione e ora alla guida di Rai Fiction. A Maria Pia Ammirati l'ITV Award per l'indiscussa professionalità che ha sempre contraddistinta e soprattutto per la passione con la quale porta avanti tutti i suoi progetti, e con la stessa passione sta rivoluzionando Rai Fiction, sostenendo serie che hanno al loro centro temi e contenuti di forte impatto internazionale sul pubblico italiano e non soltanto. Grazie. Grazie. È una scultura che ha realizzato proprio per noi Fidia Falaschetti, che è un artista italiano ma che vive e produce anche a Los Angeles. Interessante che lui disegna a Los Angeles e produce in Italia, sì. Questo ponte che per noi è Allora, è bellissima, posso poi se volete, è veramente bella. Può dire tante cose perché sono delle mani, vero? Sì. Ecco. Allora, no, grazie, io ricevo sempre volentieri i premi perché sono una bella cosa i premi. Il premio vuol dire il merito al lavoro, e alla professione, al mestiere, alla fatica che si fa, eccetera, però è un premio che si dà a un gruppo che è Rai Fiction, non è un premio a me, è un premio alla direzione perché, come sa anche Marco, è una direzione, spero anche gli altri, è una direzione che ha una lunga storia e dovrà avere ancora una lunghissima storia dopo di me, dopo di noi, importante per il paese, ricco di creatività, ricco di professionalità, di persone che lavorano benissimo, che sanno quello che fanno e che garantiscono la serialità, i film, i docufiction pubblici. Sono un valore, questo è un valore ed è un valore che naturalmente do a questo premio e a tutta la squadra di Rai Fiction, a Valentina e a Cristina che hanno il coraggio sempre, queste brave ragazze, alle brave ragazze. Grazie.
Noi abbiamo un annuncio da fare. Maria Pia so che ha un altro panel, ma se ci dai un minuto, chiamiamo Domenico. Chiamato Domenico. Ciao Domenico. Noi abbiamo... Aspetta che qua c'è il... Ecco, già. Va bene qui? Non lo chiedo al... Allora, noi già dallo scorso anno... quasi da sempre, dai. Dall'inizio abbiamo chiuso questa piacevolissima partnership con Fest, che è il Festival delle serie TV che si fa a Milano a settembre, ora ci racconta Domenico brevemente, ci fa vedere soprattutto quella che è la nuova locandina del festival. Siamo molto contenti perché noi vogliamo sempre essere con le persone e mai fare, come dire, quello fa come noi, come Rai Fiction, come esatto. Sky, come tutte le produzioni. Cioè, sempre team, e quindi siamo felici di poter dare questa possibilità a Domenico Loperfido e a tutto il suo team di far vedere in anteprima la locandina. Eccola qua. Grazie a voi dell'invito. Noi ci siamo visti appunto 2 anni fa, ci siamo incontrati nel 2020 qui a Venezia, e nelle difficoltà dell'organizzare un festival appunto dobbiamo fare un po' sistema. Ci piace l'idea di far parlare Los Angeles con Milano, diciamo che questa partnership continua e ITTV Festival sarà presente a fine settembre appunto al Festival delle Serie TV. Siete tutti invitati in triennale a Milano dal 23 al 25. Nel dettaglio appunto venerdì ci sarà una giornata dedicata un po' alla formazione, quindi daremo spazio nuovamente allo Showrunner Lab nella giornata del venerdì. È un festival che appunto oltre alla parte di education ha anche il main stage dove tutti i broadcaster sono coinvolti. E poi appunto anche avremo un panel con ITTV nell'area industry con il coinvolgimento anche di case di produzione direttamente in collegamento da Los Angeles. Quindi grazie nuovamente per l'invito qua a Venezia, vi aspettiamo appunto a Milano, vi aspettiamo tutti a Milano e grazie, buon proseguimento. Grazie a tutti voi per essere stati qui e buon resto di giornata e buona mostra. Grazie.